Bentornati, eccoci qua insieme, sono Sara Ferrarese e oggi la nostra pratica di muoversi conoscendo, uno stimolo all'attività motoria e uno stile di vita sano, lo svolgeremo dal tappeto, quindi in quadrupedia, 4 zampe a terra, mettetevi comodi, tenendo le ginocchia larghe quanto il bacino e le mani larghe quanto le spalle, più o meno spalle perpendicolari ai polsi e ginocchia perpendicolari al bacino. Ok, da questa posizione ci prepariamo attivando bene le scapole. Cosa vuol dire? Un limone tra le scapole che devo schiacciare durante tutto il movimento. La mia schiena perciò diventa una tavola apparecchiata da cui non devo far cadere niente. Adesso espirando proviamo a sollevare braccio destro, inspiro torno e il braccio sinistro, espiro sollevo, sfioro col braccio l'orecchio, inspiro torno. Fuori l'aria, dentro l'aria torno al tappeto, fuori l'aria, dentro l'aria torno al tappeto, ancora espiro senza perdere mai il controllo della mia schiena, quindi non crollate ma ricordatevi il limone tra le scapole da premere forte e il bacino che deve salire risucchiando l'ombelico. Continuo con le gambe, espirando, distendo una gamba dietro, inspiro, torno, ginocchio a terra e fuori l'aria, allungo verso la parete laterale l'altra gamba, dentro l'aria torno. Espiro, inspiro, torno. Ricordate la nostra tavola apparecchiata da cui non devo far cadere niente. E ancora fuori l'aria, distendo, dentro l'aria torno, ginocchio a terra. Espiro, distendo, inspiro, ginocchio a terra. Proseguiamo con una sfida in più. Sempre dalla posizione a 4 zampe, mi posiziono correttamente e provo a distendere nelle 2 direzioni opposte braccio e gamba opposta. Se ce la facciamo portiamo mano e piede in linea e allungo gli arti verso la parete avanti e dietro di me. Quindi torno. Fuori l'aria, distendo e allungo il più possibile senza ruotare il bacino. Ricordo che devo mantenere tutta l'argenteria e la cristalleria bene ancorata alla mia tavola, quindi alla mia schiena. Fuori l'aria, allungo, conto fino a 3 e inspirando torno riappoggiando mani e piedi nella stessa posizione. Espiro, allungo, inspiro, torno. Lo sguardo sempre al pavimento, senza chiudere il collo, ma tenendolo bello lungo disteso, come una tartarughina che esce dal guscio. Inspiro, torno e ancora una volta fuori l'aria, allungo e inspirando, torno. Ancora una sfida per chi se la sente più intensa per i nostri muscoli. Dalla posizione a 4 zampe torno a distendere nelle 2 direzioni opposte gamba e braccio, quindi bacino in linea, spalle in linea. Da qui muovo il braccio mentre la gamba rimane distesa. Inspiro, scapola fa scivolare il braccio lungo il fianco. Espiro, il braccio si allunga parallelo al pavimento, sfiora l'orecchio. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, cercando di distribuire il peso tra la mano a terra e il ginocchio al pavimento. Inspiro, espiro. Stessa cosa, stesso braccio, inspiro, piego il gomito verso il fianco, espiro, distendo, tuffando il braccio in avanti, le dita verso la parete avanti a me, ancora inspiro, espiro, inspiro, espiro, la mano torna a terra e alto basso della gamba, dentro l'aria, punta del piede a terra, fuori l'aria sollevo il tallone, dentro l'aria, espiro, salgo. Dentro l'aria il piede potete tenerlo rilassato. Inspiro, espiro, salgo. Quindi torno di nuovo in appoggio, tutto con la coppia opposta di arti.
espiro, distendo, collo lungo, inspiro, la scapola fa scivolare la spalla, il braccio lungo il fianco, dentro l'aria torno, fuori l'aria, dentro l'aria torno, espiro, inspiro, torno, senza perdere l'allineamento, cambio, inspiro, gomito al fianco, espiro, allungo avanti, inspiro, espiro, distendo, ancora inspiro e fuori l'aria, quindi torno a terra, alto basso della gamba, dentro l'aria, punta del piede a terra, fuori l'aria, tallone al soffitto, dentro l'aria, fuori l'aria, dentro l'aria, fuori l'aria, dentro l'aria, fuori l'aria. Anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per questa pratica insieme e tutto sul portale chespettacolo.info. Buona giornata!